Ben ritrovate cattoliche dintorni, un viaggio per scoprire le costituzioni del mondo e per riflettere sull'attualità della nostra Costituzione. È stata questa la proposta del Centro Studi per la Legalità, che ha organizzato un convegno ed una mostra su questo tema. Vediamo insieme il servizio. Professor Satta, a che cosa serve una Costituzione? Il significato della Costituzione oggi è che identifica il dover essere di una comunità politica, cioè identifica i tratti, i contorni, i caratteri più significativi di quello che potrebbe essere un modello ideale di convivenza. Ed è per questo che, a mio modo di vedere, l'utilità della Costituzione la si apprezza non soltanto dal punto di vista giuridico o politico, ma anche come strumento pedagogico, perché aiuta sicuramente a costruire una sana educazione alla convivenza collettiva. Professor Caimi, l'Università Cattolica ha un centro studi per la legalità. Oggi si promuove un convegno intitolato Strade verso la cittadinanza e la legalità. Perché si è sentito il bisogno di organizzare un tale evento? Si inserisce all'interno di un itinerario di ricerca, di riflessione che il nostro centro studi per l'educazione alla legalità ha oramai in corso da 10 anni. Ecco. Quindi questa è una delle tante iniziative che ci hanno visti impegnati in questo periodo. Professor Fulvio De Giorgi, parliamo dell'attualità della nostra Costituzione. Per parlare dell'attualità di una Costituzione bisogna considerare il contesto storico. L'attualità della Costituzione italiana si misura sulla base dell'attualità della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si potrà dire che la Costituzione italiana è superata o da superare solo quando si dovrebbe o si potrebbe dire che anche la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo è da superare. La storia di oggi dimostra che invece c'è un grande bisogno sia dell'ONU sia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E analogamente potremmo dire in Italia c'è un grande bisogno di un orizzonte costituzionale che stabilisca dei principi fondamentali per la convivenza di tutti i cittadini in una fase storica dove la crisi economica e politica porta a rischi di frantumazione e di sfarinamento. Professoressa Raimondi, perché è importante per gli studenti anche delle scuole superiori e medie conoscere i principi della Costituzione? L'educazione alla cittadinanza non è mai soltanto legata ai contenuti, ma si deve sempre trasformare in competenze sociali, in competenze civiche, in modo che effettivamente ciascuno abbia la consapevolezza dei propri diritti irrinunciabili, ma anche dei propri doveri ai quali non si può derogare. Professor Oliva, perché il bisogno di organizzare una mostra su tutte le Costituzioni del mondo? È importante questo per il diritto a essere cittadino. La Costituzione è un elemento fondamentale per la nostra esistenza e quello che abbiamo preso in evidenza è che questo essere importante per il nostro Stato e per il nostro essere cittadino lo è anche per tutti i paesi del mondo e quindi ogni Stato che si è definito tale nella propria indipendenza si è costruito una Costituzione. Una lezione straordinaria con il coreografo giapponese Saburo Teshigevara è stata proposta agli studenti della Cattolica. Ascoltiamolo in questa intervista di Silvia Mazzetti. Saburo Teshigawara, parliamo del suo spettacolo Mirror and Music, parliamo della relazione tra geometria, spazio e corpo. It's not easy question. It's sudden. Okay. Non è una domanda facile. Per geometria si intende la percezione di se stesso, la percezione del corpo, l'usare i 5 sensi, sentire i sentimenti, percepire la temperatura, la gravità. Listening and the feeling, temperature, gravity, everything. This is a kind of original point to. Questo è il punto di partenza per prendere coscienza di ciò che ci circonda. La geometria inizia da questa autopercezione dell'ambiente. Dubito esista un ambiente scientifico oggettivo. Dobbiamo condividere le nostre percezioni, le nostre distanze, i suoni, piuttosto che accettare quello che ci viene detto.
Questo penso sia il punto di partenza per fare danza. So I think this is a very important point to start for creating dance for me. And what about the light? E le luci quanto sono importanti in uno spettacolo? It's very, very, very important. Even you dance a lot. Le luci sono molto importanti in uno spettacolo, importantissime, ma ancora una volta posso dubitare sulla funzione della luce, perché con troppa luce non si vede più. È contraddittorio, lo so, ma è molto interessante. The light is, if you believe too much light, you will lose your sight. Contradictive, but very, very interested in. Lavoro anche con delle persone cieche. Loro non vedono, quindi non vedono neanche le luci. Eppure possono percepire la distanza e gli angoli in maniera diversa. Mi piace la luce per giudicare, per vedere, per creare la scena. Ma in realtà si può essere ciechi anche con la luce. Quindi la luce va bene, ancora una volta, per vedere, giudicare, è bellissima, ma senza averne troppa. So light to see or judge, it's beautiful. Che cosa significa per lei la danza? Dance is kind of È una delle attitudini verso il mondo. toward the world. Okay, what would you like to say to... Che cosa vorrebbe dire, che consiglio vorrebbe dare agli studenti interessati al teatro e alla danza? What advice would you give them? If you want to dance, or if you want Se volete ballare o creare dei balli, non dovreste guardare tanta danza. Avete bisogno di altre informazioni, di altra esperienza, ma ballate solo quando volete creare danza. And who can inspire you? Ed è che si può prendere ispirazione. Student, for example. I think everyone. Da tutti, da qualsiasi cosa, da qualsiasi creatura, dagli uccelli, dagli insetti, da tutto. Garbage. Ok, thank you. E ora vi raccontiamo l'esperienza di Angelica Beschi, che è stata in Germania grazie al progetto Erasmus. Angelica Beschi si è iscritta all'ultimo anno di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, il curriculum letterario. Ha frequentato un Erasmus di 6 mesi a Kassel. Com'è andata questa esperienza? Sono estremamente soddisfatta dell'esperienza che ho fatto, anche perché essendo studentessa di lingue ho avuto l'opportunità di praticare molto sia il tedesco che l'inglese. Inoltre ho fatto amicizia con molte persone da tutto il mondo e sono riuscita a confrontarmi anche con culture estremamente diverse dalla mia e tutte in un unico luogo, quindi è stato veramente l'ideale per me. È stato un Erasmus molto impegnativo perché hai avuto l'opportunità di intervistare il presidente di Documenta Forum. Che cos'è questa associazione? Si tratta di un'associazione che favorisce la promozione della Documenta, appunto questa mostra che è una delle più importanti mostre d'arte moderna a livello mondiale, e inoltre questa associazione si occupa del mantenimento dell'archivio di tutte le edizioni della Documenta. Quindi è un'associazione molto importante che si impegna continuamente per la ricerca di fondi a sostegno della Documenta, appunto sponsor e creare un archivio che possa essere consultabile da chiunque. Insomma, tra l'altro per il momento stanno cercando di digitalizzarlo in modo tale che sia facilmente accessibile a tutti. Perché hai scelto di andare proprio a Kassel? Beh, diciamo che sicuramente ci sono stati una serie di fattori che hanno determinato la mia scelta. Innanzitutto avevo intenzione di andare in Germania perché volevo esercitare molto il tedesco. In secondo luogo ho dovuto appunto verificare quali università partner avessero corsi compatibili con quelli che stavo frequentando qui, e di conseguenza poi la scelta si è ristretta a 3 città, Kassel, Kiel e Bayreuth. E non so per quale motivo ho deciso di scegliere Kassel come prima meta e fortunatamente sono riuscita anche ad essere scelta per questa meta. In realtà poi io la città non la conoscevo prima e quindi forse anche questo mi intrigava un po'. Pensi che questa esperienza ti potrà servire poi un domani nel mondo del lavoro? Io penso proprio di sì, nel senso che mi ha permesso di imparare ad avere a che fare con persone diverse, situazioni diverse e soprattutto di comprendere per esperienza come si deve avere a che fare con culture diverse.
e soprattutto per una persona come me che studia lingue, insomma, penso che sia importante. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.